Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Catania, nuovo colpo alla mafia, 18 arresti per estorsione e droga, smantellato il clan Mazzei. Caltanissetta, in codice giallo, una quindicenne investita sulle strisce da un uomo in motorino, caccia al pirata della strada. Crisi nera per i commercianti, chiuse 61.000 attività in Italia solo l'anno scorso. La Sicilia, seconda regione con più saracinesche abbassate. A danneggiarle le vendite online e la spietata concorrenza dell'ultra fast fashion. Abbigliamento in rete a prezzi sempre più bassi. Catania, lavoratori e sindacati preoccupati per il futuro in città della ST, multinazionale dei semiconduttori, continuano a chiedere al governo un tavolo ministeriale senza risposte. Palermo, a un anno dall'approvazione della legge regionale che prevede l'assunzione diretta di donne sfigurate per la violenza subita e l'assunzione dei figli delle vittime di femminicidio, la norma rimane di fatto inapplicata. Testimonianze toccanti dell'incomprensibile ritardo stamane a Palazzo dei Normanni. Carnevale ad Avola, carri, folla e grande allegria. In piazza Umberto I si sfoggiano le maschere più belle. Calcio Serie B contro il Brescia a 3 punti fondamentali per il Palermo, che torna in zona play-off e si avvicina anche a posizioni di maggior prestigio. Decisivo un rigore di Poyampalo. Serie C, Catania, affetto da pareggite, fa 1-1 anche con il Foggia, è il terzo pari consecutivo, prosegue la contestazione dei tifosi. Perdono in trasferta Messina e Trapani contro Monopoli e Cerignola. Ben trovati, i carabinieri hanno arrestato 18 persone nel catanese accusate di associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. Con questa operazione, chiamata Saracena, è stato disarticolato il clan Mazzei, che aveva cercato anche di mettere le mani sul commercio delle fragole di Maletto. Simona Mazzone. Duro colpo alla famiglia Mazzei, il gruppo appartenente a Cosa Nostra Etnea che operava tra Bronte, Magnace, Maletto e zone limitrofe è stato sgominato dai carabinieri di Catania che hanno arrestato 18 persone. Le indagini dell'operazione Saracena, coordinate dalla DDA Etnea, hanno permesso di individuare anche gli elementi apicali del clan, uomini che gestivano un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori locali, un fiorente traffico di stupefacenti e controllavano le attività dell'area di competenza. Sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dal metodo mafioso. L'indagine partita alla fine del 2020 ha permesso di ricostruire le attività illecite del gruppo al cui vertice c'era Francesco Montagno Bozzone. I referenti del clan erano Eugenio Spitaleri, che governava l'area di Bronte e Maletto, e Mario Galati Rando, detto Balilla, che gestiva il territorio di Magnace. Inoltre è stata documentata l'esistenza di un'altra articolazione del clan Mazzei attiva tra Adrano e Bronte e diretta da Cristian Lo Cicero. Un altro gruppo criminale attivo principalmente a Magnace era diretto da Carmelo Conti Taguali, detto Carbuni, che garantiva i rifornimenti di droga anche da Fiumefreddo di Sicilia. Un episodio particolare legato alle estorsioni riguarda la protezione imposta a un'importante azienda attiva nel commercio delle fragole di Maletto. Il clan aveva anche tentato di estendere questa imposizione ad altri imprenditori del settore. Sempre a Catania un uomo è stato ferito con 3 colpi di arma da fuoco vicino al centro scommesse di via Sabato Martelli Castaldi. Colpito all'addome e alle gambe, è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro e non è in pericolo di vita. A Caltanissetta, caccia al pirata della strada che ha investito in moto una studentessa di 15 anni che attraversava sulle strisce pedonali mentre andava a scuola. Rita Cinardi. I carabinieri di Caltanissetta stanno tentando di risalire all'identità del pirata della strada che questa mattina ha investito una ragazza che stava attraversando sulle strisce pedonali mentre si recava a scuola. L'incidente è avvenuto alle 8 in via Rosso di San Secondo, strada frequentatissima dagli studenti a quell'ora vista la presenza di numerose scuole.
La studentessa, una ragazza di 15 anni, è stata investita da un giovane a bordo di una moto da cross che non si è fermato a soccorrerla, ma si è dato immediatamente alla fuga. I presenti hanno subito chiamato i soccorsi e poco dopo sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori del 118. La ragazza, rimasta a terra sotto shock, presentava un trauma alla gamba e dopo le prime cure è stata trasportata su un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia col codice giallo. I carabinieri al momento stanno visionando le telecamere per risalire all'identità del giovane che a quanto pare sfrecciava a tutta velocità, incurante della presenza di decine di studenti che in quel momento si stavano recando a scuola. A Palermo 3 persone, una donna e 2 uomini, sono state arrestate per detenzione di droga ai fini di spaccio. A casa dell'uomo sequestrate 34 dosi di crack, hashish e marijuana. La donna è stata arrestata al mercato di Ballarò perché è in possesso di alcune dosi di eroina, come il terzo arrestato bloccato in piazza San Francesco di Paola. Ti mangio il cuore, ti ammazzo. Queste le minacce rivolte da un uomo a una dottoressa dell'ospedale San Marco di Catania. Pretendeva di essere visitato 3 ore prima dell'appuntamento che aveva preso. L'uomo è un 33enne che sta scontando ai domiciliari una condanna per spaccio di droga e ha pure colpito con un violento schiaffo e ha minacciato di morte un operatore sociosanitario di turno al pronto soccorso. Poi l'aggressore è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Librino. La catastrofe del commercio, letterale. Nel 2024 hanno chiuso 61.000 attività in Italia. I negozi soccombono alle vendite online e alla spietata concorrenza dell'ultra fast fashion, sempre meno sostenibile in termini ecologici e ambientali. E la Sicilia è la seconda regione con più chiusure. Eva Spampinato. Si chiama ultra fast fashion, è la moda ultra veloce, quella di Shein e Temu, che confeziona collezioni nuove a ritmi vertiginosi e a prezzi bassissimi, con una catena di produzione e di smaltimento totalmente oscura. Un incubo che travolge pezzi di pianeta, sfrutta le persone che ci lavorano e fa chiudere centinaia di attività commerciali di prossimità. Nel 2024 in Italia hanno chiuso 61.000 negozi a fronte di poco più di 23.000 nuove aperture e la Sicilia è la seconda regione con più chiusure. Sono gli ultimi dati di Confesercenti. Continuando di questo passo, nel 2034 non ci saranno più nuove aperture e da lì a breve scompariranno gli esercizi commerciali nei centri storici. Chi resiste ancora stoicamente nei centri storici di Catania come di Palermo deve utilizzare i propri risparmi per sostenere le bollette che non si pagano più con le vendite. I negozi hanno cominciato a chiudere, le zone sono svuotate, creando questo, chiamiamolo, deserto commerciale. Il crollo costante e inesorabile inizia durante la pandemia ed esplode con l'avvento del colosso cinese Shein, una macchina da guerra che fa uscire dalle sue fabbriche fino a 6.000 nuovi capi e accessori ogni giorno, mettendoli in vendita online a un prezzo medio di 7 euro. È merce che è prodotta in Bangladesh, in Cina e cose varie, di scarsa qualità. Noi siamo abituati a vendere la qualità, per cui i prezzi naturalmente sono un po' più altini. E poi anche dobbiamo mettere che le tasse ci mangiano vivi. Il risultato è una catena del consumo inarrestabile. Si compra compulsivamente, si usano i vestiti un paio di volte, si rivendono online su altre piattaforme oppure si donano o si buttano. Le spiagge e le terre dell'Africa e dell'India sono inquinate dai vestiti dell'Occidente. Una realtà incredibile eppure assolutamente vera. La politica batte a un colpo. Lavoratori e sindacati sono preoccupati per il futuro della sede di Catania della ST, multinazionale dei semiconduttori, e quindi continuano a chiedere al governo un tavolo ministeriale per incontrarsi e non hanno risposte. Lavorano oltre 5.000 dipendenti dalle nostre parti e per 2.500 è stata decisa la cassa integrazione. Adelaide Barbagallo. A Catania cresce l'allarme per il futuro dei lavoratori della ST Microelectronics, colosso dei semiconduttori. Dopo la cassa integrazione per 2.500 persone si parla anche di esodi incentivati. Questo stride però con le annunciate 3.000 assunzioni. Con i suoi oltre 5.000 lavoratori diretti e un indotto che ne coinvolge altre migliaia, la ST è un pilastro dell'economia etnea. Nella sede alla Geotrans il partecipato incontro organizzato dalla FIOM CGIL. Vogliamo che in ogni sede istituzionale venga posto il tema, vogliamo che finalmente questo governo ci convochi perché abbiamo bisogno di verità.
e abbiamo bisogno di proteggere ST e il tessuto industriale in Sicilia come in tutto il Paese. La competizione nel settore dei semiconduttori tra Stati Uniti, Cina ed Europa continua senza esclusioni di colpi ed è quindi importante capire quale sarà il futuro della AST a Catania. Noi all'ARS abbiamo richiesto un'audizione 20 giorni fa, un'audizione alla Commissione Attività Produttive. Purtroppo erano assenti l'assessore Tamaio, assessore per la regione siciliana proprio alle attività produttive. Abbiamo chiesto al governatore Schifani di andare a Roma e richiedere questo tavolo perché occorrono risposte. Occorre chiarezza. ST è una di quelle multinazionali che ha goduto di finanziamenti notevoli da parte dell'Unione Europea, ma anche da parte della regione siciliana. Anche l'arcivescovo di Catania nei giorni scorsi ha inviato un messaggio di solidarietà ai lavoratori. Sabato è l'8 marzo, la festa delle donne, eppure una legge che potrebbe restituire dignità a molte donne vittime di violenza non viene ancora applicata. Se ne è discussa questa mattina a Palazzo dei Normanni a Palermo e ci sono anche delle testimonianze molto toccanti. Marco Gulla. A un anno dall'approvazione della legge regionale che prevede l'assunzione diretta di donne sfigurate a causa della violenza subita e dei figli delle vittime di femminicidio, la norma rimane di fatto inapplicata. Nonostante le istanze presentate, al momento nessuna assunzione è stata effettuata, lasciando senza tutela persone che hanno subito violenze gravissime e che si trovano in condizioni di estrema difficoltà economica e lavorativa. A parlare nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni c'è anche Barbara Bartolotti, vittima di un'aggressione brutale. Sopravvissuta, porta ancora sul corpo i segni indelebili della violenza subita. Lei chiede che la legge venga applicata e quindi poter tornare a lavorare. Questa nuova norma per me significa tantissimo, una lotta durata quasi 22 anni per riacquisire quella dignità lavorativa da donna che mi hanno tolto, sia a me che a tantissime altre vittime. Sono contento che tutti quanti si sentano partecipi di questa legge, perché la legge non è di uno, è una norma così bella che è di tutto il Parlamento. Però la cosa che fa ridere è che gli stessi deputati della maggioranza oggi non sono qua a difendere questa norma, siamo noi a difendere questa norma e dobbiamo purtroppo, ed è brutto da dire, far raccontare la storia a Barbara come se ci fosse bisogno ulteriormente di raccontare una storia di vita che è drammatica. La mancata attuazione della legge al momento blocca le assunzioni nel comparto regionale. La Bartolotti, dopo 21 anni di battaglie, spera che la legge possa restituirgli quella serenità che ha perso quando fu aggredita proprio da un collega di lavoro. Come me l'aspetto ancora oggi e come se l'aspettano tante altre donne vittime. La tutela e la legge deve ancora migliorare e tutelarci. Catania, abbattere le barriere della disuguaglianza tra uomini e donne, cominciando dalla scuola. Alunni e alunne dell'Istituto Rapisardi Alighieri hanno incontrato questa mattina la prefetta Librizzi e la sociologa Priulla, che hanno sottolineato l'importanza della parità di genere. Simona Mazzone. L'8 marzo come una giornata di impegno, uomini e donne che abbattono le barriere della disuguaglianza e combattono la violenza di genere, a partire dalle parole, dal linguaggio comune che a volte ferisce la donna. È ora di dire basta agli stereotipi e lavorare per aprire la mente di una società ancora troppo limitata quando si parla di parità. E dove iniziare se non a scuola, dove giovani uomini e donne devono essere istradati alla cultura della giustizia e della non violenza. Questo è il messaggio rivolto agli alunni e alle alunne dell'Istituto Comprensivo Rapisardi Alighieri di Catania dalla sociologa Priulla, dalla prefetta Librizzi e dall'assessore comunale alla pubblica istruzione Guzzardi. Grado per grado cerchiamo di educare i bambini a rispettare gli altri, ma anche a immaginare un mondo in cui possano scegliere liberamente chi essere e possano scegliere il proprio futuro. Ogni giorno e l'8 marzo occorre riconoscere i diritti fondamentali della donna così come vuole la Costituzione. La Costituzione ha riconosciuto diritti fondamentali, prima di tutto quello dell'uguaglianza. È chiaro che questi diritti però hanno avuto un percorso più lungo per la loro attuazione e ancora oggi per alcune situazioni, come per esempio quello che è il mondo del lavoro, non ha ancora pienamente realizzato la parità uomo-donna. Durante l'incontro consegnati premi alle squadre della scuola che hanno vinto le etniadi ai campionati studenteschi di corsa campestre. Infine, grazie alla proposta del piccolo Matteo, verrà collocata in istituto una panchina rossa in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio.
Nelle dighe siciliane meno acqua del previsto nonostante le piogge. Si teme soprattutto per l'irrigazione e in agricoltura. Luca Ciliberti. Piove, ma gli invasi siciliani non riescono a trarne beneficio. Secondo l'ultimo report dell'autorità di bacino del distretto idrogeografico della Sicilia, le 12 dighe ad uso promiscuo, cioè quelle che forniscono acqua per uso potabile e irriguo, risulterebbero con 142 milioni di metri cubi d'acqua, ma ce ne sarebbero poco meno di 100 milioni di metri cubi. Numeri che mettono in allarme gli agricoltori. Il tema è sempre lo stesso, dicono le associazioni di categoria. Solo una parte dell'acqua viene immagazzinata nei bacini del territorio, mentre il resto della risorsa finisce a mare con buona pace delle aziende agricole che fra qualche mese, quando arriverà il caldo estivo, avranno un disperato bisogno di irrigare i campi. Coldiretti Sicilia, ad esempio, sottolinea che vi è anche una carenza infrastrutturale, una mancanza di sistemi adeguati per trattenere l'acqua dei fiumi e dei torrenti ingrossati dalle ultime piogge. Non ci sono impianti capaci di incanalare queste risorse perché passano anni prima di poter completare le infrastrutture necessarie. E poi ci sono i paradossi del sistema. Quanto è successo per esempio alla diga Trinità a Castelvetrano poco tempo fa ha dell'incredibile. Bisognava sversare parte dei volumi piovuti ed accumulati con le piogge perché la diga non è autorizzata per collaudo al volume massimo. Dei 18 milioni di metri cubi della diga Trinità se ne possono contenere solo 2 milioni, il livello minimo di garanzia che è consentito dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Proviamo a toglierci il cattivo umore parlando del carnevale. Andiamo adesso a vedere quello di Avola, tra maschere, calli allegorici, gran divertimento e voglia di scherzare. Domani, ultimo giorno di festa, poi il periodo di Quaresima. Francesco Aloi. La Capadonna! C'è anche chi è evaso dal carcere. Qui siamo al Carnevale di Avola e nessuno vuole essere assente. Per passare la serata, per avere l'ora di libertà l'abbiamo passata qua. Era un'ora d'aria! Piazza Umberto I, come ogni anno, diventa un mare di gente. Tra chi osserva e fa qualche piccolo sorriso e chi invece sfoggia la maschera più bella. È una torta praticamente, abbiamo fatto un gruppo mascherato privato e questo è uno dei costumi, uno dei tanti. Dove si è da suora e da prete, più o meno. Però col passamontagna. Sì, certo, per forza, almeno così non ci riconoscono. Ragazzi, da chi siete vestiti? Teletubbies. Sono anche ad Avola i Teletubbies, stranamente ci sono anche ad Avola, è incredibile. Ci sono un sacco di bambini che ci hanno riconosciuto, ma siete Teletubbies, ci hanno premuto il pancino anche, incredibile, fantastico. Dai Teletubbies alle carte da gioco, il passo è breve. Regina di cuori, carte di cuori, cappellaio matto, carte di cuori. Tra la folla incontriamo questa coppia di corsari, lui di Brescia, lei di Avola. È bello, non me l'aspettavo, mi sono divertito. È più bello! Ancora qualche ora e poi, nella sera di martedì grasso, si archivierà anche la 62esima edizione. Grande successo, piazza pienissima, sfilata di carri, di gruppi, all'insegna della tradizione e dell'innovazione. E la piazza piena anche di tantissimi giovani, ne è la dimostrazione. Il carnevale attira sempre più. Beh, davvero tantissimi giovani ad Avola, al carnevale. Vi ricordo che dopo questo telegiornale ci sarà una nuova puntata di Faccia a Faccia. Ospiti di Roberta Lunghi saranno Albina Verderame, la prima donna trapiantata di utero in Italia e mamma felice della piccola Alessandra. Poi ci sarà Ornella Matraxia, che grida all'ingiustizia per la condanna in Romania per traffico di droga del figlio, ricorderete, Filippo Mosca, ora estradato in Italia. E poi la sociologa Giorgia Butera, strenua rappresentante della lotta per i diritti umani alle Nazioni Unite. Appuntamento con Faccia a Faccia, dunque, alle 14, appena dopo il TG, su questa rete. Adesso è il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il fine settimana delle siciliane. State con noi. Calcio vince e torna in zona playoff il Palermo 1-0 al Brescia grazie al terzo centro consecutivo di Poyampalo. Dionisi, abbiamo meritato. Marco Gullà.
E poi arriva lui, Joel Poyampalo, decisivo con il calcio di rigore segnato contro il Brescia, 1-0 al Barbera e 3 punti fondamentali per il Palermo che torna in zona playoff e si avvicina anche a posizioni di maggiore prestigio. Minuto 85, Ceccaroni viene messo giù in aria, nel calcio moderno è calcio di rigore. Poyampalo conclude con freddezza e precisione. Una vittoria che legittima il dominio del Palermo che nel corso del match poteva precedentemente passare in vantaggio in diverse occasioni. Nel primo tempo sempre con Poyampalo, nella ripresa con Verre e Di Francesco. Seconda vittoria che non mi fa impazzire non perché è giusto, però noi dobbiamo capire che abbiamo vinto perché abbiamo fatto prestazione. La mettiamo da parte velocemente, non andiamo dietro a entusiasmi inutili perché ora non deve esserci entusiasmo, ci deve essere volontà di dimostrare ancora attraverso quello che abbiamo fatto, di quello che hanno fatto, perché oggi è stata veramente una bella partita, una bella prova di carattere. L'abbiamo vinta alla fine su un episodio, ma i ragazzi lo meritavano. Seppur la prestazione non sia stata esaltante, il Palermo comunque cresce, non prende gol per la seconda gara consecutiva e guarda al futuro con maggiore fiducia. Noi abbiamo fatto secondo me un grande primo tempo, creando tanto e concedendo quasi niente al Brescia, non si è riusciti a sbloccarla, questo è stato l'unico rammarico. Nella ripresa una partita più combattuta, più diciamo una classica partita di Serie B, abbiamo subito un po', però siamo rimasti lì compatti, non abbiamo concesso grandi occasioni a loro e nel finale siamo riusciti a sbloccarla, a portare a casa un risultato veramente importante. Prossimo step sabato a Marassi contro la Sampdoria. Il Catania, affetto da pareggite, fa 1-1 anche con il Foggia, squadra continuamente falcidiata dalle assenze e con una sempre maggiore disaffezione del pubblico che contesta la dirigenza e fischia la squadra. Marco Carli. 3 pareggi consecutivi, 3-1-1 con squadre che occupano tutta la parte destra della classifica. L'ultimo è arrivato col Foggia, una serie che racconta ancora la stagione, fatta di occasioni mai sfruttate. Gli ultimi segni X, insieme alla vittoria di Monopoli, portano a 4 i risultati utili consecutivi. Il massimo in stagione è stato di 5, fra la sesta e la decima, quando ancora si pensava che questo potesse essere un campionato diverso. E invece, come detto, gli ingredienti dell'ennesimo 1-1 sono noti e parlano di disaffezione del pubblico che fischia, contesta e accusa di incompetenza, di una squadra che prova ad andare contro i propri limiti e contro l'emergenza, legata alle assenze, che rappresenta un altro dato costante e continuo. Col Foggia erano 11 gli indisponibili. Ma sicuramente chi ha avuto questo virus che l'ha colpito riusciremo a recuperarlo. De Paoli, Montalto, speriamo che non lo possa contagiare qualcun altro. Poi vediamo De Paoli, vediamo Dal Monte, però non mi voglio sbilanciare perché se poi non lo abbiamo a disposizione si farà di tutto per recuperare anche Dal Monte per la prossima partita. Sul campo quantomeno la squadra reagisce al vantaggio ospite siglato da Sarr, trova il pari con Anastasio e ci prova nel finale. Il resto è grigio come il cielo del Massimino e come la stagione. Di Gennaro al rientro in campo prova a tenere alto per quanto possibile il morale del gruppo verso l'inseguimento dell'ultimo traguardo rimasto. In questo momento dobbiamo lottare per tenere il posto nei playoff, cercare la miglior posizione possibile e a quel punto lì sappiamo tutti che i playoff sono un altro campionato, un'altra situazione e potremmo essere una mina vagante importante che nessuno vorrebbe incontrare secondo me. Prosegue la crisi del Messina, sconfitto anche a Monopoli e terzultimo in classifica. Primo KO in campionato per il Trapani sotto la gestione Torrente, superato dalla capolista Cerignola. Sergio Colosi. Crisi sempre più profonda dentro e fuori dal campo per il Messina, battuto 2-1 dal Monopoli e terzultimo in classifica, inchiodato a 25 punti, destinati addirittura a diminuire per penalizzazioni ed esclusioni. Contro la terza forza del campionato i giallorossi durano un tempo, chiuso in vantaggio per il gol di Dell'Aquila. Nella ripresa avversari più determinati, i soliti errori difensivi, il portiere Meli disastroso, con rimonta firmata da Pellegrini e Grandolfo, cambi tardivi per Banchieri che, riconoscendo la modesta gestione dalla panchina, ci mette del suo nel secondo stop consecutivo. Non va meglio fuori dal campo, Sciotto, Alaimo e Cissé tengono in ostaggio il Messina e i suoi tifosi, rimanendo proprietari senza portafoglio. L'ultimo ad offrirsi per la soluzione è Valerio Antonini, ma di passi risolutori neppure a parlarne. A Cerignola primo stop in campionato per il Trapani di Torrente,
dopo 3 successi e un pari. Decisiva in avvio di gara una rete dagli 11 metri di Capomaggio, reazione poco brillante dei Granata e pugliesi al 15° risultato utile di fila, vicini al raddoppio con la traversa di Ascic. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo subito dopo il TG Faccia a Faccia, grazie, buon pomeriggio.